Ed ora guardate queste immagini, sono state girate ieri dalla nostra redazione a Portogruaro, dove il parcheggio posto di fronte all'ospedale è diventato la casa di parcheggiatori abusivi. Occorre fare al più presto pulizia prima che il piazzale dell'ospedale a Portogruaro diventi una bidonville come ce ne sono in Congo.